Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, il più cordiale buongiorno, linea diretta, abbiamo già collegato con noi da Villa De Claricini Dornpacher il presidente Oldino Cernoi, al quale do il buongiorno per quanto riguarda questo intervento. Buongiorno Oldino. Oldino non lo sento, pronto Oldino, mi senti? Non ti vedo più. Ecco, si vede che è saltato chiaramente il segnale, vediamo se torniamo in diretta, un attimo di pazienza, dovrebbe esserci. Oldino, adesso mi senti? Sì, sento. Ecco, perché andava perfetto fino a 2 secondi fa, chiaramente poi il segnale salta. Allora, senti, ieri c'è stata la presentazione ufficiale delle celebrazioni, no? Riguardanti il cinquantenario della fondazione Villa De Claricini Dornpacher e soprattutto i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, col quale voi porterete avanti delle iniziative, non solo voi, chiaramente tutta Italia, ma quello che ci interessa a noi, principalmente voi, per quanto riguarda insomma queste iniziative che si svolgeranno in tutto quest'arco 2021. La maggior parte sarà chiaramente in versione streaming, poi si spererà insomma di avere anche la possibilità di visitare personalmente col pubblico insomma in presenza. Allora abbiamo detto, ieri c'è stata la conferenza stampa, abbiamo seguito anche noi quello Sì. che avete detto, però ti passo chiaramente la parola per sapere ulteriori novità. Sì, ma ieri abbiamo fatto questa conferenza stampa con il saluto ovviamente con i suoi 50 anni che dei 700 anni di Dante. Ecco, la cosa importante, perché è andata via chiaramente la linea, non so, sì, scusami perché mentre stavi parlando ti abbiamo perso in un certo senso, avevi iniziato, poi è andato via il segnale, perché si vede che stamattina c'è un periodo adesso che probabilmente con le linee internet tra DAD, cose strane, ci sono dei problemi soprattutto al mattino. Ecco, allora ti prego gentilmente se puoi ripetere proprio l'apertura quando io ti ho passato la linea per quanto riguarda insomma la presentazione di ieri. Ecco, niente da fare. Abbiamo problemi sul collegamento, ci scusiamo, non è dovuto a noi, ma proprio perché vediamo se riusciamo a ricollegarci, perché devo dire la verità, ci sono problemi da alcuni giorni con le linee internet, probabilmente sovraccarico. Mi senti adesso? Io sento, sì. Perfetto, allora ti dicevo, probabilmente stavo spiegando anche ai nostri amici, visto che siamo in rigorosa diretta, che causa tutti questi collegamenti internet degli ultimi giorni ci sono dei problemi a mantenere attiva la linea, perché effettivamente devo dire la verità, anche io ieri ho avuto parecchia difficoltà a lavorare il mattino causa mancanza di segnale. Allora torniamo a Villa De Claricini Dornpacher per dire che ieri chiaramente c'è stata la presentazione e ti ho chiesto gentilmente se ci vuoi dare ulteriori news rispetto a quello che è stato presentato in conferenza stampa. La voce del ministro, il nostro progetto Valenza Friuli, e quindi siamo lieti di poter darvi ulteriori notizie. Noi cominceremo, come abbiamo detto.
Niente da fare, sei in una posizione dove non si prende, purtroppo, ripeto, non è causa né nostra né dell'ospite in diretta, ci sono dei problemi sul collegamento e abbiamo difficoltà, ripeto, a mantenere la linea non dovuta né a noi né all'ospite, c'è un sovraccarico probabilmente di linea internet dove è impossibile, in questo momento, ripeto, è impossibile poter dialogare e darvi quello che riguarda Villa De Claricini Dornpacher. Allora, vista la situazione, intanto vediamo l'ultimo tentativo, poi altrimenti registreremo con l'ospite, ma vedo appunto che ci sono difficoltà di collegamento. In effetti ci sono dei problemi, vediamo se riusciamo a... Penso che ci siano dei grossi problemi stamattina. Sì, purtroppo. E pertanto no, è meglio rimandare questa conferenza, io direi, questa Oldino, diretta. Ecco, Oldino, se a te va bene, noi ci possiamo sentire più tardi, magari verso l'una, in base a quello come sono i tuoi impegni, così registriamo senza nessun problema all'interno dello studio, registriamo l'intervista e poi la ripropongo nel corso del pomeriggio, in base a quello, come sono anche i tuoi impegni, insomma. Diciamo così, perché altrimenti andiamo a rischio di non far capire nulla nemmeno ai nostri telespettatori. Ripeto, esatto, non è causa mia. Sì. Vedo che siamo presenti a tratti e quindi certo. la nostra conversazione diventa impossibile a seguire. E quindi, certo, anche perché adesso magari funziona e poi c'è il rischio che mentre tu stai sì. parlando salta tutto e siamo... Ascolta, non è possibile farlo verso le 4? Va bene, allora diamo appuntamento ai nostri amici e amiche intorno alle 16 con linea diretta pomeriggio, così con Ordino Cernoia parleremo insomma delle iniziative. Vi ringrazio per la pazienza. Sperando che internet regga, come si dice, che internet regga, di poter parlare con te e insomma andare ad approfondire quelle che sono le tematiche relative sia al 50° anniversario di fondazione di Villa De Claricini Dornpacher per quanto riguarda la fondazione e soprattutto l'aspetto legato alla ricorrenza dell'anniversario della morte di Dante Alighieri. Buona giornata Aldino, allora io e te ci diamo appuntamento alle 16. Ecco, come potete vedere, insomma, la linea va e viene. Ci scusiamo ancora con i nostri amici alla visione all'ascolto, problemi tecnici, ripeto, non dovuti né a chi vi parla né all'ospite, ci sono sovraccariche. C'è sovraccarico di linea e chiaramente non possiamo continuare. D'altronde siamo nel 2021 e stiamo ancora discutendo per quanto riguarda le linee veloci, quando magari i nostri vicini di casa, vedi Slovenia, vedi Austria o addirittura anche paesi sperduti, basta poco per poter tranquillamente avere una connessione internet. Da noi basta uno in più e sei, come si dice, nel gatto, ma speriamo insomma di evolverci anche in Italia per quanto riguarda la connessione internet. Siamo, ripeto, nel 2021 e abbiamo ancora questi problemi, non dovuti, ripeto, né a chi vi parla, nemmeno all'ospite, perché potenziato è potenziato, ma se non c'è segnale non possiamo fare altro. Sono le 10:10 in questo momento, vi ringraziamo per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento più tardi per linea diretta notizie per quanto riguarda i fatti accaduti in Friuli Venezia Giulia nella mattinata, poi alle 16 torneremo di nuovo con linea diretta sperando che internet non ci molli per parlare appunto con il nostro ospite che era in questo momento in onda, ma ripeto, causa problemi segnali sulla linea internazionale, non possiamo proseguire. E allora vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto, aggiornamenti live nel corso della mattinata e del pomeriggio attraverso le nostre pagine social. Grazie ancora, buon pomeriggio, buona mattinata a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale.
Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.